figlio mio. Non hai capito niente. Non ho capito niente, perdonami, scusami. Non tengo più che vuoi passare. Ne vuoi sentire un altro? Se deve essere triste, la verità, dimmi una cosa allegra, lo voglio bene. Non ti racconta la barzelletta, che t'ha già detto? Non dico una barzelletta, ma una cosa un poco più allegra. Guarda, vabbè, ti racconto sta cosa. Ho fatto un 13 al Totocalcio, 3 milioni. Ah, finalmente. Hai visto? Sì. E non si è perduta la schedina? Lo sapevi? No, non è che lo sapevi. Dico, non si è perduta la schedina. E che ne so io? Si è perduta la schedina. Si è perduta la schedina. Ma e tu parlo al contrario, tu dici non si è perduta la schedina con un punto interrogativo grosso così come già fa capire. Vabbè, come già dici, scusi. Si è perduta la schedina. Non ti hanno pagato? Nemmeno una lira, scusi, quello è il regolamento. Parla chiaro, tu conosci il Totocalcio? No, io non gioco, quindi non mi interessa. Piede a te. Dunque la scheda è fatta di 3 pezzi. La madre, la figlia e lo spoglio. La figlia sta in mano al giocatore, che sarei io, e ce l'ho. Mi manca la madre. E beh, che ti importa? Si tiene la figlia. Sì, come la figlia ce l'ho, bella, precisa, pulita. Bella, veramente fatta bene. È bella, fatta bene. Dire la figlia è bella, fatta bene, che ti importa la mamma. Ma se non c'è sta la mamma, non ti parla, hai capito? No, il regolamento parla chiaro. Ah, non ti hanno pagato? Sì, nemmeno una lira, nemmeno una lira. Lasciala mia, fatti benedire. Non sai che c'è poi passa volta. Certi giorni a casa mia non c'è sta manco un soldo perché tu pane. Oh, chiagna, nata voto, faccia. Chissà come che sta facendo la passeria. Non signore che la passeria, non lo dico. La vita bisogna combatterla. Ma che stai facendo? E obbedire quello che sto facendo, che domanda a fare? Che stai facendo? Niente, voglio cercare di aiutarti, adesso qua stanno 100.000. No. Non posso accettare nella maniera più assoluta, no. Ti prego. Ma no, signore, per carità, ci racconta tutto che pavi qualcosa di soldi. Ma non, signore, sono convinto, non, signore, figlia dire, se mi fosse trovato io nelle tue stesse condizioni, tu non avresti fatto lo stesso. E chi lo sa se hai... Che soldi fatti poi? Guarda, ti faccio una cosa carina, chi lo sa se l'avrei fatto. No, dico, chi lo sa se tu avresti accettato da me questi soldi. E come no? Perché non l'avrei dovuto accettare? Se tu sapessi il dolore che io provo, poi mi pigliasti i soldi. Sapresti il dolore che ho provato io a dare. Ma la vita sta 100.000 lire, ma poi giochi presto. No, che giochi presto. Sparita, vista e non vista più. Perché? Solamente il salumiere deve avere 87.000 lire. Hai capito? Ma passa là. Paolo, te è stato buono. Vabbè, non ci passa, cambia strada, te ne vai per un'altra parte. No, lui sta là un salumiere, all'altra parte sto farmacista, non c'è... A già papà, e se ne sono 100.000 lire. È come se non mai sarà. Va bene. Questo, che stai facendo? Il giornale. Che stai facendo? Che stai vedendo, quello che sto facendo. Quello che ho fatto prima. Te, a 100.000 lire. Vabbè. Arrancia. Grazie di questo tuo gentile prestito. Ma quale prestito? No, soltanto come prestito posso accettarsi i soldi. Ma quale prestito? No, ci ho rinunciata. No, che non ci ha rinunciato. Io vengo a casa tua e ti vengo a portare per la morte. Io ti ringrazio. No, io vengo a casa tua e... Ma state buono. Ti ringrazio ancora di più. Ma non mi devi... No, che sto secondo, in pace. Ciao. Tanti auguri. Grazie. Tanti. Mi crede? Io non ho più parole. Pascal, mi crede, io non ho più manca navi. Sono rimasto asciutto. Vabbè, allora me ne vado. State buono. Grazie. E vi sa la pina mia. Ma che mi capito? A 100.000 lire un salumiere. A 100.000 lire un farmacista. 100.000 lire in medicina. Pascal, che malattia dico? No, quella è una cosa vecchia che io tengo. Che si tratta? Niente, devi sapere che quando sono stato in Africa, pigliai una cosa, mi sono fatto visitare i medici, delle cose, dici tu, io sono stato da un primario, un mio che ha detto non c'è sta niente da fare, voglio bene che tu metti in capo, questa è una cosa cronica, state buono, va. Ma che è questa cosa cronica che non capisco, non si guariscono le cose croniche. E a scappio. Bella! Non vuoi che sapore! Non vuoi che sapore, non vuoi che alcol! Lo disinfettante! Vi siete divertiti? Ecco la rivista, almeno quello che facevo io. Adesso vorrei proporvi una delle mie prime macchiette, con la quale parecchi attori della mia generazione hanno dovuto fare i conti. È una specie di esame. Chi lo superava andava avanti e chi non lo superava, pazienza. Un attimo. Signori croatti! Croatti, signori! Signori croatti!